Eccoci qua, dai che ci siamo anche stamattina. Vediamo. Mhm. Ci siamo un po' ovunque, sì? Buongiorno, aspettiamo che vi collegate. Buongiorno, buon 25 aprile, buona festa della liberazione a tutti gli italiani e i non italiani ben arrivati lo stesso, benvenuti lo stesso. Buongiorno, eccovi. Forza, forza, lo so che il sabato mattina è più difficile carburare, vorremmo stare a riposarci un po', vorremmo la spensieratezza del nostro amato vecchio weekend. Buongiorno Francesca, buongiorno Enza, eccovi qua, buongiorno Monica, Basca, buongiorno. Buongiorno a tutti gli amici che si stanno collegando. Buongiorno, buon 25 aprile, buona festa della liberazione. Buongiorno Maria Pia, buongiorno a tutti, buongiorno Carolina, eccovi qua. Maria Grazia, buongiorno, cosa fai oggi? Buona festa a tutti. Buongiorno Maxina, benvenuta, buongiorno e buon sabato. Allora, oggi prepariamo le tigelle, quelle conosciute anche come crescentine, sono delle focaccine che hanno la particolarità, sono tipiche bolognesi, emiliane, bolognesi, modenesi, questa zona qui, e sono delle focaccine appunto che vengono cotte tradizionalmente in quella che si chiama appunto tigelliera, proprio perché serve per cuocere le tigelle. È una piastra di ghisa che vi ho fatto vedere anche ieri. Buongiorno Giuseppina, Federica, Angela, buongiorno, buongiorno Mara, buongiorno. Quindi insomma si cuociono tradizionalmente nella tigelliera, però oggi faremo l'impasto, stamattina facciamo l'impasto, poi oggi pomeriggio le andremo a cuocere. Io l'impasto lo dividerò in due parti perché se lo preparate adesso insieme a me anche voi, lo andrete a mettere in frigorifero, lo farete lievitare quindi in frigorifero fino al pomeriggio in cui lo togliamo e lo facciamo continuare a lievitare fuori dal frigorifero. Altrimenti da adesso a stasera, perché le tigelle vanno mangiate calde, quindi da adesso a stasera sarebbe troppo. Quindi io faccio un unico impasto, lo divido poi a metà lo cuociamo insieme, lo faccio lievitare fino al pomeriggio, quando ci vediamo e lo cuoceremo insieme, l'altra metà lo mettiamo in frigorifero in maniera tale che continuerà a lievitare in frigorifero fino a stasera, quando farò le altre tigelle con la tigelliera, quelle di stasera. Quelle di oggi pomeriggio le facciamo in padella, in maniera tale che se le volete provare anche voi, non avete la tigelliera, potete farlo e le cuocete in padella come farò io oggi pomeriggio. Stamattina ti segui dal letto, sono bloccata con la schiena, mannaggia, mannaggia, la focaccia di ieri è andata benissimo, ne sono felicissima, veramente. Della focaccia sì, del tuo restare a letto purtroppo no, direi. Un saluto anche all'altra Monica che ci sta seguendo. Prima di iniziare, io voglio anche fare gli auguri alla mia mamma che oggi ha un compleanno importante e che purtroppo lo dobbiamo festeggiare in un secondo momento perché non ci possiamo neanche vedere, quindi va bene. E faccio anche gli auguri a tutti Marco, perché oggi è anche San Marco, quindi facciamo anche gli auguri a tutti Marco. Buongiorno Maurizio, un abbraccio virtuale da Brindisi, grazie mille, grazie. Lucia, buongiorno a te, buongiorno a tutte. Nicoletta, sei arrivata? Nicoletta non ti ho visto, Antonella, buongiorno. Allora, eccoti qua Nicoletta, adesso ti vedo, finalmente è sabato e allora, se ci siete, io inizierei l'impasto. Grazie Mara, grazie per gli auguri, grazie. E buongiorno da Genova, grazie Lucia, buongiorno anche a te. Ah, grazie mille, siete tutti carini, carine. Grazie, grazie. Purtroppo, insomma, dobbiamo rimandare appunto, pazienza. Allora, prima di iniziare la preparazione di questo impasto, vi anticipo e soprattutto anticipo a tutti gli emiliani che questa è la mia personalissima versione delle tigelle. Le tigelle in generale non si farebbero con la farina Manitoba, ad esempio, però nelle mie c'è una parte di farina Manitoba perché trovo che dà una sofficità in più. C'è una versione, oddio, poi come tutte le ricette tradizionali, ogni famiglia porta avanti la sua versione di queste ricette, lo sappiamo. Nella mia versione, ad esempio, non c'è la panna,
cosa che per esempio è prevista in tantissime ricette delle tigelle, anche le tigelle che fanno le mie zie prevedono la panna. Io ho provato tantissime varianti, di cui anche la variante, la ricetta prevista proprio, che mi è stata indicata esattamente su un foglietto, praticamente insieme alla tigelliera. Quando ho acquistato la tigelliera è uscito un foglietto con la ricetta. Ho provato anche quella ricetta là, alla fine sono arrivata, dopo tante ricette che ho fatto, sono arrivata alla mia ricetta perfetta, che è questa qui che condivido con voi oggi. Ma gli emiliani magari mi ammazzeranno perché è una variante rispetto alla loro ricetta originale, quindi non apprezzeranno l'utilizzo magari della Manitoba all'interno di questa ricetta. A me piace così, quindi io ho trovato, io, la mia famiglia, e i miei amici, i miei parenti e conoscenti abbiamo trovato questa variante che ci è piaciuta tantissimo, questa personalizzazione della ricetta, ma d'altronde tutte le ricette più o meno sono fatte con delle personalizzazioni, e quindi abbiamo preferito tantissimo questo. Ok. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a tutti, e iniziamo l'impasto di queste tigelle. Vi elenco gli ingredienti, se volete prepararle insieme a me mettetevi all'opera, prendete gli ingredienti. Non è indispensabile avere la tigelliera, come vi dicevo, perché noi già oggi pomeriggio le cuociamo in padella, in maniera tale vi faccio vedere come le cuociamo in padella. Io poi, ripeto, l'impasto totale lo divido in due parti, in maniera tale che una parte lo cuocio in padella con voi oggi pomeriggio, un'altra parte lo lascio lievitare fino a stasera e lo cuocerò con la tigelliera, così come andrebbe fatto. Se voi preparate l'impasto insieme a me, visto che non penso che volete mangiare le tigelle alle 3 alle 4 per merenda, ma magari le volete per cena, mettete anche voi l'impasto in frigorifero dopo averlo preparato e lo tirate fuori quando ci vediamo oggi pomeriggio, praticamente, in maniera tale che poi dalle 3 alle 4 avrà altre 4 ore abbondanti, insomma, per scuocere, per lievitare fuori dal frigorifero. Va bene? Ok, perfetto, ci siamo. Tu la pizza con lievito madre in forno a lievitare per stasera. Guarda le preparazioni di tigelle perché mi ispirano molto. Ok, Nicoletta, va bene. Allora, tu stai cucinando il riso al forno, buono, buonissimo, un'ottima idea, Antonella, veramente un'ottima idea. Il riso al forno è una delle cose che mi piace veramente tanto. Allora, andiamo avanti, proseguiamo, o meglio, iniziamo, direi più che proseguiamo. Ok? Buongiorno Romina, che mi scrive: anch'io domani compio gli anni importanti e come te li festeggerò prossimamente. Romina, purtroppo dobbiamo rimandare, vabbè, non come me, come la mia mamma, perché la mia mamma che fa il compleanno, però li dobbiamo festeggiare prossimamente. Lei li festeggia, cioè li compie oggi, ma li festeggeremo prossimamente, Romina, anche noi. Allora, ok, vi do l'elenco degli ingredienti che ci servono per questa ricetta, li avete visti un po' già nelle stories di Instagram, nei post di Facebook, ve li rielenco comunque, e sono 300 g di farina 00, 200 g di farina Manitoba, potete non metterla, potete utilizzare tutta farina, in genere si fanno una farina 00 completamente, io però vi do quel po' di sofficità in più perché a noi piace di più così. 120 ml di acqua a temperatura ambiente, 150 ml di latte, sempre a temperatura ambiente, ancora 25 g di strutto, 20 g di olio di oliva, 10 g di lievito di birra fresco o 3-4 g di lievito di birra disidratato e 10 g di sale. È la ricetta delle tigelle. Carciofi ripieni questa sera, pizza su pietra refrattaria. Wow, fantastico, fantastico. Buongiorno e buon 25 aprile a tutti. Io inizio, così ci prepariamo l'impasto e poi ci rivediamo, mi raccomando, dopo. Poi non mancate anche al prossimo appuntamento. Oggi non dovrebbe bussare nessuno, dovremmo avere la diretta classica senza troppe interruzioni. Comunque, allora, metto entrambe le farine nella ciotola della planetaria. Io, come sempre, mi aiuto con la planetaria, cosa che non è completamente indispensabile. Come fate un impasto per la pizza, potete fare anche, cioè si somigliano molto come tipologia di impasti, diciamo, un impasto per la pizza e questa tipologia di impasto come modalità di preparazione, quindi potete tranquillamente procedere a mano. Allora, ho messo quindi la farina. Io adesso però vado ad utilizzare un lievito di birra disidratato. Il lievito di birra disidratato lo devo andare ad aggiungere alla farina con un cucchiaino di zucchero, perché il lievito di birra disidratato deve essere attivato con lo zucchero, e mescolo. Nella mia ricetta che trovate sul blog è con lievito di birra fresco, perché io in generale preferisco quello. Purtroppo il mio mega cubettone sta finendo, però in compenso io avevo anche il vasetto grande di lievito di birra disidratato aperto e quindi devo iniziare ad utilizzare anche quello per finire anche quello, perché siamo in carestia di lievito e non si butta niente.
Quindi se invece utilizzate il lievito di birra fresco, dovete scioglierlo nell'acqua, lo sapete, no? O nell'acqua o nel latte, potete utilizzare o il latte o l'acqua per scioglierlo, previsti dalla ricetta. Io invece, come vi dicevo, uso il secco, quindi lo vado a mettere direttamente nella farina e poi aggiungo anche un cucchiaino di zucchero per attivarlo meglio. Il cucchiaino di zucchero non è previsto nella ricetta, ma con il lievito di birra secco è importante attivarlo con un po' di zucchero. Buongiorno, vuoi ripetere la ricetta? Mamma mia, adesso ho iniziato, ho iniziato in questo momento, quindi non ci sono problemi. Allora, mescolo un po' questi ingredienti, sto facendo le tigelle emiliane, quindi tipiche della zona di Bologna, Modena, queste zone qua. Ovviamente questa è la mia ricetta delle tigelle, quindi sono ben accette tutti i consigli che ci possono dare gli emiliani all'ascolto. E questa è la mia ricetta, che a me è piaciuta tantissimo questa ricetta. Vi ho spiegato che dopo un po' di personalizzazioni sono arrivata a questa ricetta qua perché mi piace tantissimo questa volume. Sì, alzo un po' la voce, va bene. Allora, ho mescolato nella farina il lievito di birra disidratato e lo zucchero affinché possa andare ad attivare il lievito di birra disidratato. Non è necessario lo zucchero in questa ricetta, l'ho aggiunto affinché si possa attivare meglio il mio lievito di birra disidratato. Il lievito di birra fresco si scioglie direttamente in acqua e va avanti, ok? Anche quello surgelato lo scioglie in acqua, sì Anto, anche se quello surgelato lo sciolgo direttamente in acqua tiepida però, ok? E soprattutto quello surgelato, considerate che potrebbe sempre funzionare un po' meno del lievito di birra fresco, perché comunque ne andiamo ad abbassare tanto la vitalità del lievito andandolo a surgelare, quindi potrebbe addirittura un po' inibirsi. In tal caso vi consiglio quindi di aumentare magari leggermente la quantità di lievito quando utilizzate quello surgelato rispetto a se lo utilizzate fresco, ma fresco nel senso non solo fresco come tipologia di lievito, fresco anche come modalità di conservazione, non freddo proprio di freezer. Allora, a questo punto possiamo andare ad aggiungere praticamente pian piano tutti gli ingredienti. Per questa ricetta ci vuole un po' di strutto, ci vuole lo strutto perché le rende un po' sfogliati queste tigelline, sono decisamente più buone. Quando non mi sono ritrovata senza, le ho fatte anche con tutto olio di oliva, sono buone lo stesso, ma siccome vi dico che è veramente poca la quantità sul totale, quel poco, se avete la possibilità, mettetecelo, perché poi la differenza al gusto la fa, c'è poco da fare. Poi aggiungo l'olio d'oliva, ditemi un po', e con il lievito madre quanto ne metto? Allora, il lievito madre devi considerare, siamo sui 500 grammi di farina totale, quindi dovresti andare bene con 200 grammi di lievito madre, ma la pasta madre non lievita come il lievito di birra, continuo a dirlo ogni volta perché non vorrei che il messaggio non arrivasse completamente. La pasta madre necessita di una lievitazione molto più lunga, quindi non solo devi prendere un lievito madre rinfrescato, ma poi l'impasto l'avresti dovuto preparare ieri, oppure preparare oggi per domani, perché dovresti lasciare lievitare l'impasto tutta la notte. Aggiungo il latte. Il latte non è indispensabile per questa ricetta, potresti usare anche l'acqua. In verità le tigelle andrebbero fatte addirittura con la panna, perché una parte grassa ci vuole. Io mi sono ritrovata appunto con questa versione che preferisco di più il latte piuttosto che non la panna. Acqua e lavoro, semplice semplice, quindi niente di particolare. Il sale come sempre lo aggiungo alla fine. Ecco qua, lascio lavorare un pochino. Allora, complimenti belli grembiuli che cambiano ogni volta. Sì, ma alla fine quelli sono, li alterno, però quelli sono. Grazie Monica per aver rielencato la ricetta. Buongiorno a tutti. Allora, ieri abbiamo preparato quella buonissima focaccia in padella. Insomma, la mia non era in padella, era alla griglia, però ho visto che l'avete replicata in tanti, quindi buonissimo. Allora, io sto preparando stamattina l'impasto per fare le tigelle o crescentine, quelle focaccine piccoline, più o meno di questa dimensione, tipiche delle zone di emiliane praticamente, quindi tipiche delle zone di Bologna, Modena, queste zone qui. Buongiorno Marianna, potresti alzare il volume? Sì, ma adesso io mi ritrovo anche con la planetaria che sta lavorando, quindi mi avvicino un po' perché chiaramente fa rumore e dà fastidio. Allora, sto preparando le tigelle, quindi le focaccine che sono tipiche appunto della zona emiliana, che vengono, adesso l'impasto deve lievitare, poi dopodiché oggi pomeriggio quando ci rivediamo andiamo a formare le tigelle e le andiamo a cuocere in padella. Le cuocio in padella insieme a voi perché sebbene ci voglia la tigelliera per cuocere le tigelle,
io stasera le farò con la tigeliera, adesso mi divido l'impasto in due parti, in maniera tale che stasera le cuocio con la tigeliera per i miei bambini, per la famiglia e tutto, mentre oggi pomeriggio ne faccio qualcuna con voi in padella e vedremo che si possono fare anche in padella. Ovviamente, ok, continuate a non sentirmi, io continuo ad alzare il volume, vediamo se mi sentite. Fatemi vedere l'impasto. Ok, sta andando abbastanza bene. Le tigelle vengono mangiate calde, tagliate a metà e farcite subito al momento. Per farcirle ci vorrebbero anche tanti ingredienti che non ho, quindi pazienza, andrò ad utilizzare quel che ho. Qui in genere si utilizzano degli affettati. Ci andrebbe bene anche una fettina di sottile di lardo che appena messa nella tigella caldissima si scioglie. A me piacciono tantissimo anche nella versione campana con crude e bufala, ci piacciono tanto, ma non ce l'abbiamo, quindi ci arrangeremo con quel che abbiamo, le farciremo con quel che abbiamo, facciamo le tigelle della quarantena. Ok, fatemi vedere come sta andando l'impasto. Regolatevi sempre, 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 per esempio un pochino di acqua, ma un pizzico d'acqua in più ce lo metto, ma un pizzico proprio, perché non solo non tutte le farine non assorbono allo stesso modo, ma neanche a vari giorni possono assorbire allo stesso modo, quindi figuriamoci. Allora, non c'entra nulla, ma voglio un consiglio, come posso sostituire la panna da cucina, ma ne trovo una e me ne servono due? Ma puoi usare del latte? Dipende da cosa devi fare, Antonella. Tu senti bene, ok, anche mio figlio da Milano ha voluto la ricetta della focaccia per farla in caserma visto che ha la piastra, brava. Guarda che quella è proprio una di quelle ricette così semplici e così rapide e indolore da preparare che veramente possono essere preparate appunto anche al volo e anche da fuori sede. Romina, a Pasqua hai fatto la mia pastiera napoletana e sicuramente proverò anche questa ricetta. Bravissima, bravissima. Dolores cerca dolci con la Nutella. Dopo ti metto il link, ti rispondo a commento e ti metto il link dove trovi tutti i miei dolci con la Nutella e ne trovi davvero tanti. La scelta e basta. Allora, si è sganciato un po' e quindi ecco qua. Alzo un po' la velocità. Mi resta da aggiungere solo il sale, quindi come vedete sono veramente super semplici. Anche però la focaccia in padella buona, Nicoletta, provala perché è veramente buona. Monica Pastina, guarda, i miei figli l'adorano la pastina, quindi anche devi sapere per esempio che anche nella mia famiglia il sabato si mangia sempre pastina. Non ti ho vista dall'inizio per ripetere gli ingredienti, certo Laura. Allora, tutta la lista degli ingredienti, così come la ricetta, la trovi nel post che ho pubblicato prima della diretta, quindi se hai perso qualche passaggio ti trovi tutta la ricetta completa. La lista degli ingredienti adesso ve la ripeto mentre sta lavorando l'impasto e sono 300 g di farina 00, 200 g di farina manitoba, 120 ml di acqua, 150 di latte, entrambi a temperatura ambiente, 25 g di strutto, 20 g di olio di oliva, 10 g di lievito fresco, oltre 4 g di lievito secco, parliamo sempre di lievito di birra, e 10 g di sale. L'unica cosa che ancora non ho messo in questa ricetta, in questo impasto, è il sale che ci vado a mettere proprio adesso. Prova, è buonissima, e vi stanno consigliando la focaccia di ieri, che non era da dubbio, come avevo precedentemente mal anticipato, ma era invece... Allora, 10 grammi sono un bel cucchiaino. Questo sale a me è sempre antipaticissimo perché è un sale fino ma un po' più grosso, quindi non mi si scioglie proprio completamente. Buongiorno, buongiorno. Noi sabato pizza, anche noi il sabato quasi sempre pizza, però devo dire che le tigelle per esempio sono una cosa che a mio bambino piace tantissimo e sono spesso loro a chiedermele, che poi ce le mangiamo sia in versione salata che in versione dolce. L'unica cosa è che quest'oggi non abbiamo tutti i soliti ingredienti con i quali, soprattutto gli ingredienti di farcitura, con i quali facciamo le tigelle, vabbè, pazienza. Dolores, pure acqua frizzante? No, acqua naturale a temperatura ambiente, niente acqua frizzante. Acqua normalissima. Buongiorno, buongiorno. Ok, mi sono letto.
vorrei perdere qualche messaggio. Come vi dicevo, questo impasto adesso me lo vado a dividere in due parti. Devo dire la verità, oggi la farina si sta chiamando più acqua del solito. E si vede che ha sete, stamattina si è svegliata con la sete. Mi prendo la ricetta così durante la settimana e fa guarda è un'idea carinissima Giuseppina, provali perché a me piace poi sbirciare queste ricette lungo tutto lo stivale. Poi oggi che giorno di unità ci andiamo un po' al nord. Ciao, sono Andrea, stasera li facciamo con la mia mamma. Brava Andrea, falli perché sappi che piacciono, ai bambini piacciono tanto. E anche chi non li conosceva, alle quali ho fatto assaggiare queste tigelle, che ho fatto la serata tigelle, devo dire che hanno apprezzato tanto. Anche perché il bello è servire poi queste tigelle caldissime, quindi si fanno al momento, è ideale, poi possono anche essere riscaldate. Io per esempio se avanzano, pensate che io li mangio anche il giorno dopo, magari un po' riscaldate e sono strabuone. Appena fatte sono il top, chiaramente. E le servo, le porto a tavola dove ho già sistemato dei vassoi con affettati misti, formaggi cremosi o anche mozzarella, mi piace anche la mozzarella. Più o meno sono come le focaccine in padella. Nicoletta, esteticamente forse sì, ma di sapore completamente diverse perché sono lievitate. Faccio anch'io così, mi scrivo le ricette, i passaggi e quanto tempo mi ci metto. Brava Anto, comunque tu basta che segni la ricetta, ti ripeto, sta sul mio blog e la trovi già con tutti i passaggi del procedimento. Per favore ci sei tu con la tua voce e simpatia mi fai il passaggio. Grazie Monica, mi sei carina. Mi fai capire la farina ha bisogno di più acqua. Allora sì, perché non tutti i giorni la farina assorbe allo stesso modo. Se l'impasto ti sembra un po' asciutto, vuol dire che in quel giorno magari quella farina ti ha bisogno di più acqua. Dipende anche dall'umidità dell'ambiente, oltre che dalla tipologia di farina. Vado a vedere come si sta comportando questo impasto. Vedi, io per esempio lo vedo che è un po' più asciutto delle altre volte, però male non è. Allora, adesso gli do una passatina di mano. Mio marito me mi conosce, ok, Gio che è quella pazza che sta parlando e che si sta prendendo mia moglie che nel frattempo, invece di pensare a me, pensa a vedere lei. Ok, grazie, prego. Come fai a capire? Allora, come faccio a capire il bisogno di più acqua? Vedi, per esempio, tira ancora, non mi piace completamente. Ce l'avrei messa un altro poco d'acqua. E si vede, non è completamente liscio e uniforme, se la chiamerebbe ancora, ce la vogliamo mettere, vi faccio vedere come se la prende e comunque vedi come fa? Non è completamente liscio, è come se si strappasse un po' l'impasto. In questo caso vorrebbe altra acqua. Ce ne mettiamo un altro, poi faccio vedere come se la prende se ce ne metto altra. Guardate che non bisognerebbe mai avere paura di aggiungere acqua agli impasti, ovviamente a meno che non si butta il secchio tutto insieme, quindi chiaramente ne stiamo aggiungendo troppo. Un poco alla volta, soprattutto quando si utilizzano farine forti, come può essere una farina Manitoba in questo caso, chiamano più acqua. Ma guarda, è bella quella macchina che impasta, ti piace? Guarda che è la mia salvezza, perché io sono a braccio non ce la farei a fare tutto. Buongiorno Rietta, buongiorno. Buongiorno. Vedi, non me la sta rilasciando l'acqua, questo se la sta assorbendo tutta. Poi, considerate che abbiamo anche delle bilance casalinghe, quindi non è neanche detto che quando andiamo a fare quel peso al grammo, questo peso sia proprio esatto. In realtà ci dovremmo fermare con l'aggiunta di acqua quando vediamo che l'impasto è morbido e inizia a non desiderarne più. È una cosa che si riesce a fare, cioè si fa ad occhio, con l'esperienza, pian piano. È quella che costa tantissimo. Allora Laura, le impastatrici buone costano, altrimenti ci sono quelle là che, come dire, io ce l'ho da 10 anni? Sì. Quindi, scusate il ritardo, ho fatto un sacco di servizi. Orietta, mi dispiace, un sacco di servizi, però in compenso avrai la casa brillante.
Grazie comunque, si blocca il video, Roberto, si blocca, domani purtroppo non puoi seguirci domani, mannaggia, mi dispiace tanto. Come mai? Spero che sia impegnata per cose belle. Vuoi anche sfoderare il divano, Rietta? Va bene. Lo dovrei fare anch'io. Poi adesso ci stanno vivendo sul divano, quindi... Ah, non puoi più fare gli strascinati. No, e se ti senti col mal di schiena, mi sa che domani un po' di pasta. Allora, qua si sente meglio, alzo un po' il volume. Cercate di alzare anche il volume dei multimedia che avete, perché giustamente non è che sto proprio attaccata al microfono dello smartphone, comunque che non è un microfono professionale, e in più abbiamo anche la planetaria. Allora, vi faccio vedere che quel pochino d'acqua in più che gli avevo messo, cioè non solo la farina appunto che vi dicevo se l'è bevuta tutta, ma non gli è cambiato granché l'impasto, quindi in teoria, e non è appiccicoso, continua a non essere appiccicoso, quindi andava benissimo. Anzi, buongiorno Romina, se non ho capito male, se non si ha la manitopia, sì, puoi usare solo farina 00, o se ce l'hai puoi aggiungere della farina zero. Rita, buongiorno a te. Katia, buongiorno anche a te. La spesa è giusta sul prodotto valido. Ah, ok, Nicoletta. Io invece penso che molte volte il peso dei liquidi non corrisponde. In che senso non corrisponde? La ricetta che leggi? Scusa, mi sono messa adesso, cosa stai facendo? Allora, sto preparando le tigelle. Laura, in verità un Danubio dolce, l'ho preparato domenica scorsa, ma l'ho preparato perché lo dovevo preparare, insomma, per il sito praticamente, quindi l'ho appena fatto, non lo rifaccio prossimamente proprio, però lo trovi sul mio blog